Amici di Custodia della Memoria, stavamo andando in altri siti, però ci siamo ricordati che in queste zone c'era un gioiello che volevamo scoprire e divulgare. Ce l'abbiamo fatta grazie agli amici di lei, che sono anche praticamente parenti del proprietario del terreno sul quale siamo. Qua siamo in territorio di lei, ragazzi, e questa è una delle due domus de Janas che insistono in località su Furrighesos. È strepitosa, ragazzi, guardate questa praticamente, guardate come è rifinita. Qua ci doveva essere il portello d'ingresso, che chissà che fine avrà fatto, ma quello che mi fa pensare è che è scavata su un unico masso ed è allucinante, incredibile. Ecco, questo sicuramente sarà stato il maltempo, oppure qualcuno che ha deciso di entrare per altri lidi, per altre vie. Vi faccio vedere l'altra, che ha una decina di metri da qua, forse 20, e poi chiudiamo le immagini. Non ci sono tante immagini di questo posto. Vi faccio vedere anche l'altra. È incredibile, sono emozionato, devo ringraziare i padroni dei territori che mi hanno concesso una visita. Naturalmente voi, nel caso in cui doveste venire, dovreste fare altrettanto. Eccola qua, questa è l'altra. Notate come qui il portello sia meno rifinito rispetto all'altro. È incredibile, eccola qua. Strepitosa, ragazzi, strepitosa, pazzesca. Allora, in territorio di lei, località Furrighesos. Speriamo di non sbagliare, me l'hanno detto, non lo conoscevo questo posto, quindi potrei sbagliare qualche letterina a proposito della località. Ora ritorno lì in zona per farvi rivedere la maestria con la quale hanno scavato l'apertura e poi vi lascio. Eccola qua, ve la faccio rivedere perché merita davvero, ragazzi. Ok, qui c'è un lieve declivio, quindi bisogna stare attenti. Eccoci qua e ve la faccio rivedere. Strepitosa, ragazzi, strepitosa, eccola. Ma che meraviglia, Ciao a tutti.